La 24esima giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie quest'anno si terrà in Veneto. La manifestazione, patrocinata dal Presidente della Repubblica e promossa da Libera, si terrà il 21 marzo a Padova ed è una scelta che riveste un significato particolare, quello di ricordare che la criminalità organizzata non è solo una questione meridionale, ma riguarda anche il nord, anche il Veneto. Non solo i fatti di questi giorni di Eraclea, no, che hanno portato all'arresto del sindaco e di diversi colletti bianchi coinvolti nel favoreggiamento del clan dei Casalesi, ma anche l''ndrangheta che si è insediata nel Veneto occidentale tra il Veronese e il Vicentino, segnale questo di una spartizione, no, che le mafie hanno fatto ormai del territorio veneto, dal Garda fino al litorale adriatico. Dal territorio arrivano diversi segnali che non si possono né si devono sottovalutare. È l'allarme del sindacato, che lancia un appello a favore dell'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. La nostra regione deve costruire gli anticorpi e deve costruirli dal basso, partendo appunto dalla consapevolezza della pericolosità delle mafie che inquinano il settore produttivo e le stesse relazioni sociali. Noi ci scandalizziamo per piccoli furti, in realtà le mafie ci rubano il futuro. Questa deve essere la consapevolezza che ci caratterizza anche la nostra azione.